esos coros que giuguen caluni spera in questo mondo, esos sognos volan sempre sprusinar tu, abbrazzando sasi stellas que angelos disi zappaghes anima mia, paghe con musica e poesia in questa terra vecchina che adoro, in casa amore fai esos coros, coros de sole, de gelo e del mare, che amano dentro di sole e leare, pure sta vita mai in questa vera, mai perdida che si spera, durcas paraulas y petan tesoro, quando è posa del rommiscoro, terra de oro, terra de oro. In su in su cielo volan adocus os sueños de esos coros que giuguen caluni spera in questo mondo, esos sognos volan sempre sprusinar tu, abbrazzando sasi stellas que angelos disi zappaghes anima mia, paghe con musica e poesia in questa terra vecchina che adoro, in casa amore fai esos coros, coros
esos oros que giuguen caluni spera in questo mondo, esos sognos volan sempre sprusinar tu, abbrazzando sasi stellas que angelos visita. Esos oros que giuguen caluni spera in questo mondo, esos sognos volan sempre sprusinar tu, abbrazzando sasi stellas que angelos visita. Poesia
sueños, de esos foros que jugan que l'uno spera in questo. Allora siamo al campo sportivo comunale di Galtellì per trasmettervi la partita tra il Portavista Galtellì e il Coghinas. Come potete sentire c'è un forte vento che disturba sicuramente l'audio, però purtroppo nulla si può fare. Forse è meglio togliere l'audio, ancora non serve, lo togliamo. Giocatori del Coghinas già in campo, sono già le 15:01, ancora un po' in ritardo, qui c'è un forte vento che disturba un po' l'audio. Portavista con maglia bianco-rossa, il Coghinas con la maglia rossa e pantaloncini blu. Difatti potete vedere Portavista c'ha lo sfondo della maglietta bianco e il Coghinas quello rosso. Poco avrà inizio la partita tra Portavista Galtellì e il Coghinas, volevole per il campionato di promozione girone B. C'è il forte vento, poco l'arbitro andrà via nel corso della partita. Oggi ci sono anche segnaline, altre volte i segnalini erano quelli nominati dalla squadra.
aspettiamo che l'arbitro fischierà e mandiamo avanti il cronometro. Vediamo quando i segnalini prenderanno posizione. Segnalini femmina in fondo. Eccola là. Ecco che si inizia. Covinas cerca di andare avanti, non ci è riuscito grazie alla difesa del Tuttavista. Ricordiamo punizione per il Tuttavista Gautellì. Vai, Maticche! Punizione in favore del Tuttavista. Si incarica Simone Mameli. Mamma mia, questo vento proprio disturba, purtroppo non ci si può fare niente. Rimessa dal fondo. Sarà il portiere, allora la passa il proprio difensore. Attenzione. Ma perché? Vai Camino! Un tiro velenoso da parte del Covinas, la prende a fatica il portiere del Tuttavista, Roberto Sanna, questa volta titolare è Roberto Sanna, mentre quando ha giocato ad Arzachena Roberto Sanna era influenzato e ha tutto momento che ha saltato l'incontro e ha giocato il fratello Michele. Del Tuttavista, rimessa però per il Covinas.
calcio d'angolo per il Corinas. Calcio d'angolo per il Corinas. T'ho toccato la serra. Tutta la difesa di tutta vista nell'area di rigore, nella sua area di rigore, nulla di fatto, rimessa per il tutta vista. Vabbè che ti ha fatto lo spiro nuovo. Dai uno. Arbitro. Gira, gira. Vai ticca soli. Corinas in vantaggio. A 6 minuti dall'inizio già il Corinas in vantaggio. Segnato il Corinas 1-0 per il Corinas. Tutta vista 0, Corinas 1. Festeggiano quelli del Corinas. Per il tutta vista al minuto 6 a segnare il Corinas. C'è uno spettatore intruso. Sesto minuto il Corinas è passato in vantaggio 1-0 sotto di un gol tutta vista. Partita è lunga, sicuramente tutta vista saprà recuperare. Corinas se ne va errato, si trova al terzo posto, mentre tutta vista ti vuoi dare, non ci ho mangiato bene. Allora, che da scocca, se non vuoi uscire pure uomo, dai. Ma con Pablo e dove mi ha toccato
d'angolo o rimessa, adesso vediamo. Rimessa per il Corinas. Azione pericolosa per il Corinas. Passata a piedi palo il tiro dell'attaccante del Corinas. Tutta vista. Palla al portiere. Ancora azione pericolosa del Corinas. Ricordiamo al 6° minuto il Corinas è andato in vantaggio, calcio d'angolo, ancora nessuno va a batterlo. Ormai se la prendono con calma, hanno il risultato a favore, ma l'arbitro ne dovrà rendere conto poi alla fine, quando i giocatori fanno i furbi perdono tempo. Riccardo, pone in mezzo Riccardo, pone in mezzo Riccardo, lo sì! Va bene, va bene! Va bene, Fra! Arbitro! Ah, pure il bianco! Giocatore a terra, punizione. Vediamo a chi la darà. Vediamo chi sia stato il fallo avuto dall'attaccante del Corinas o dal difensore del Tutta Vista.
punizione è stata data al Corinas. Allora mi sembra sì, punizione per il Corinas. Ecco un'altra parata del portiere Sanna. Rimessa per il Tuttavista. Siamo a un quarto d'ora dall'inizio del primo tempo, risultato sempre in favore al Corinas per 1-0 per gol realizzato al 6° minuto. A nessuno. Rimessa per i Corinas. 16 minuti sono trascorsi. C'è un vento forte, forte vento, c'è così tanto vento che rischio che mi butta giù anche il cavalletto.
Però non passate qua, scusate. Dove passano per aria, Giova? No, non lo so, ma ci sono i posti a sinistra. Potete sedervi di qua? E peggio ancora, magari ti danno più fastidio. No, a me no. Filo alto, altissimo sulla traversa. Risultato sempre a favore del Corinas per 1-0. Fuori dai giochi, assolutamente. Rimessa per il Corinas. Rimessa da parte di Simone Mameli, uno dei pochi che conosco. Mamma mia. 22 minuti sono trascorsi, potete anche vedere dal tabellone che lo indica, in carica di battere la punizione Simone Mameli. Non è fortunato tutta vista, anche i palli gli vanno contro. Anche questa occasione non precisa, palla persa. Dato che c'è il vento bisogna tenere il pallone, non fare dei lanci che poi il vento lo devia. Rimessa per il Corinas.
giocatore numero 16 del Corinas, ammonizioni. Tutta vista. Oggi questo vento ci dà problemi di disturbo. Caspita che vento. Bella occasione per il tutta vista non sfruttata. Gol sbagliato, gol subito purtroppo. 2-0. Al 28esimo il Corinas è passato per 2-0, 2 gol di scarto su tutta vista. Vediamo se il tutta vista potrà recuperare. Altre volte è successo, se ci metterà dentro la sua grinta. Già, il più delle volte gli ha dato, è riuscita a rimandare. Manco qui è stata fortunata, rimessa. Rimessa per Corinas. Arbitro!
tutta vista non ha ancora effettuato un tiro. Il portiere del Corinas inattivo. Siamo al 32esimo, risultato 2-0 per il Corinas. Partita in salita per il Tutta Vista Galtellini. Comunque il Tutta Vista è una squadra mai paga, che automaticamente tante volte ha saputo recuperare lo svantaggio. Vediamo se anche questa volta riuscirà. I tifosi del Tutta Vista ci credono. Siamo al 33esimo, il risultato 2-0 per il Corinas. Un altro calcio d'angolo per il Corinas. Ancora un tiro alto sulla traversa per i Corinas. Anche sfortunato Tutta Vista. Poi c'è il vento che disturba anche i tiri.
vista. Vediamo, nell'area entra Simone Monelli. In questo momento disturba parecchio la direzione del pallone. Proteste. Con questo vento non mi sento manco io. Punizione per il Tutta Vista. Non so cosa sia successo. Siamo al 40esimo, 2-0 per il Coghino sul Tutta Vista Caltellini. L'altro calcio d'angolo. Fatto, non è riuscito il giocatore Tutta Vista a deviare il pallone.
verso la porta avversaria. Siamo al 42esimo, il risultato sempre in favore per i Coghinas, per 2-0 qui allo stadio comunale Salvatore Loriga di Galtellì. Nulla di fatto. Palla fuori, rimessa per il Totavista. Siamo al 44esimo. Calcio d'angolo per il Totavista stavolta. Regolamentare quindi. Però ancora perdi quella da secondaria ci vogliono passare 3 minuti. Nulla di fatto anche questa volta. Rimessa per il Totavista. Per il Totavista. Un altro svarione della difesa del Totavista. Lo sport che
Tossanna manda il pallone fuori, rimessa per il Coghinas. Il primo tempo, risultato 2-0 a favore del Coghinas. Togliamo l'audio.
che una mamma se canto amore mi dona stue, già rosu che l'ue bianca onzinue, fiore bello scolorana a tie. E quando torrada se mi grado da logos de desu, giungimos un ballo chi si intenda de amigos in me. O su hermano casu bello e olia, se ada scumme pente filindeo. Cacchio scurrente, pan de las in oro reclamadas, pizzinar bellas, in costume ne ben assentadas. Pagare dono a sa vida mia, llamado ad ángelos de querubinos, prolifagues compañía, su luz a rosa, su sole, sa luna, si splendore de su erano, e poi a sa si stellas de che lu le inizia il secondo tempo. Il vento sempre che ci fa compagnia. Si inizia il secondo tempo per 2-0 per il Corinas.
Vista cambia qualcosa. Qui si hanno acceso anche le luci, vediamo. In questo secondo tempo riuscirà a recuperare lo svantaggio. Il vento ci fa sempre compagnia. Parata del portiere avversario, ancora tutta vista nel primo tempo, se non vado errato non ne ha fatto mancuna, tiene in porta un po' per fortuna la bravura dei difensori. Punizione per tutta vista, non so se il vento o era veramente destinato a Simone Mamile quel pallone, nulla di fatto, nulla di fa, non so cosa sia successo. Portiere, carta portiere, non sempre. Ammonito il giocatore di tutta vista per fallo. Albero. A terra. Il pubblico un po' in che l'accento è così. Punizione. Ma voi la vedete la diretta di diretta adesso? La vedete? In questo momento? No, la vedono a Santa Maria. Guardi la mia. No, a Santa Maria, non bar. Ah, al bar. Ah. Vedi nel telefono se la vedi tu. Giovanni Maria Piras. Non ho capito. Vedi su YouTube se la vedi. Giovanni Maria Piras. La tua? Sì. La vedi?
bene? Sì, sì. Tutta vista, palla in aria, pericolo per il Colinas, sfortunato tutta vista. Comunque già vediamo già 2 tiri sullo specchio della porta e una parata del portiere. Chissà. 6 minuti sono trascorsi, cambio, c'è un cambio, che sia Ruggeri, entra al posto, non c'ho l'elenco perciò non so chi sia, entra un attaccante di spessore, Ruggeri, l'anno scorso giocava con la Nurese. Anche Ruggeri non è riuscito a lanciare il pallone. Sette minuti sono trascorsi. Palla indietro. Rimessa per i Colinas. Rimessa per il tutta questa Galtellì. Simone Mameli. Del Colinas arrivati qui a Galtellì molto numerosi, non sempre sono d'accordo con le decisioni dell'arbitro. Questa è anche una punizione da munizione sicuramente, cosa che l'arbitro non fa.
se tutta vista riuscirà a sfruttare questa punizione. Sfortunata per tutta vista, palla fuori di poco, rimessa per Coginas. Cambio per il Coginas. Rimessa per il tutta vista. Ruggeri, non ancora buona. Troppi rimpalli, purtroppo non sempre si possono indovinare questi rimpalli, bisogna passare subito il pallone, non tenerla molto, poi succede che l'avversario se ne impossessa. Rimessa per i Coginas. Rimessa ancora per i Coginas. Siamo a 12 minuti dall'inizio del secondo tempo. Ripeto, 2-0 per i Coginas su tutta vista Calderlini. Pallone fuori. Rimessa per il Coginas. Coginas si paga delle 2 reti di vantaggio, gioco tranquilla. A tutta vista gli tocca scoprirsi un po'. E questa, fuori di poco.
Siamo a 16 minuti del secondo tempo, risultato sempre quello del primo tempo, 2-0 per i Colinas. Fischiato fuori gioco, segnalato anche dal segnaline. Fuori gioco di Meloni. Gioco. Sarebbe anche da morire il giocatore perché col fischio dell'arbitro è continuato l'azione. Un altro svarione, ancora uno svarione della difesa del Buttavista. 3-0. Manco vincendo siete contenti, manco vincendo fate problemi. Risultato purtroppo il risultato troppo difficile da recuperare in questo caso.
3-0. Ancora Coghinas pericoloso. Cambio. Rimessa per tutta vista. Siamo al 24esimo, 20 minuti alla fine del tempo regolare. Il Coghinas in vantaggio per 3-0. Per i Coghinas. Rimessa per tutta vista. Palo sfortunato, tutta vista sfortunato, poteva essere la rete del 3-1, invece sfortunata, ha preso il palo.
portiere si è fatto male. Comunque calcio d'angolo per tutta vista Galtellì. In questo secondo tempo sta giocando sicuramente molto meglio, a parte il gol del 3-0 del Coginas. Ha giocato meglio in tutta vista. Si batte calcio d'angolo. Rimessa. 28 minuti sono trascorsi. Come potete vedere dal tabellone, il risultato in sfavore del tutta vista per 3-0. Svarione l'attaccante, ne approfitta il Coginas per andare in avanti. Rimessa. Rimessa per il tutta vista. Rimessa per il Coginas. 30 minuti sono trascorsi. Il risultato, ricordo sempre, 3-0 per il Coginas su tutta vista Galtellì. Ricordo che tutta vista Coginas è riuscita lui a vincere. Questa volta invece è toccata tutta vista a perdere. Dall'altro lato il vento, faccio compagnia. Proprio.
riuscito il giocatore del tutta vista a non far uscire il pallone, perciò rimessa per i Coginas. Ancora una sostituzione per i Coginas. Tutta vista ancora non ha intenzione di sostituire altri giocatori. Risultato ancora 3-0. Ma come fai di testa là? 34esimo, Ruggeri di testa. Bella musichetta questo vento, ogni tanto si calma. E poi riprende più forte di prima. Punizione, batte il Coginas. Aspetta, no, riuscito a calciare l'attaccante di tutta vista. Sì. 36esimo, 10 minuti circa. Anche questa, no, meno male che c'è il giocatore, un altro giocatore di tutta vista che riesce a recuperare.
37 minuti sono trascorsi del secondo tempo. Come potete vedere dal tabellone, il risultato 3-0. Vista non ha saputo approfittare dall'occasione, potevo tirare, non è riuscito nell'intento. Ormai 5 minuti alla fine del tempo regolare, questa volta in tutta vista non è riuscito a recuperare lo svantaggio. Quarantunesimo, risultato 3-0 il portiere, cosa per i c'è? Covinas. Palla fuori, calcio d'angolo o no? No, nulla, rimessa. Rimessa.
rimessa per il Colinas, ormai 2 minuti alla fine del tempo regolare. Calcio d'angolo. Poteva fare di più l'attaccante in tutta vista, ha tirato addosso all'avversario. Siamo al 44esimo, calcio d'angolo per tutta vista. Per un pelo Ruggeri non riesce ad agganciare il pallone e portarglielo via al portiere. Con la nulla di fatto, tutta vista non riesce proprio, sfortunato in queste ultime partite, sfortunato tutta vista, anche quando ha visto, ha avuto la possibilità, la fortuna non lo ha certo aiutato, perché basta per il palo per cambiare la situazione. Siamo a 36 secondi oltre il 45esimo. Ancora il Colinas non riesce a dare alla Giulia del gol. Anche questo, vedi? Sfortunatissimo a tutta vista. Questo era un gol da fare. Sfortunatissimo a tutta vista. L'intenzione era buona, ma la conclusione non è andata a buon fine. La partita è finita. È finita a vantaggio del Colinas per 3-0.